Avevo detto Gavino sale. Dov'è? Gavino come Bustiano. Buongiorno, benvenuti a tutti. Faccio una proposta. Una? Sì, non ce la faccio in 5 minuti. Allora proviamo le forze. Anthony Muroni, tu parlerai mezz'ora, 3/4 d'ora. Me li regali 3 minuti? 5, 3, 8? No, rimarremo su 5. Ne hai già sprecato uno. Credo che abbiamo azzeccato la mossa. Stamattina, dopo la conferenza stampa di ieri, ogni 3 secondi mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Probabilmente abbiamo già azzeccato qualcuno, minara cosa sopra del suo garrabuso. Ma c'è una bella ottava che è di dominio popolare. Tu sei del Samugheo su garrabuso che io cade sa boccia in conca suso. Se Deo so susa su garrabuso e Samugheo, tu sei sa boccia che trasporto Deo, per cui fuori, no? Ma cosa sta succedendo? E sta successo. A parte autodeterminazione che è contemplato in tutti i trattati internazionali, dalla ONU alla Carta dei diritti dell'uomo e a tutte le nazioni che l'hanno applicato. In ultimo la Catalogna, che deve narrare, autodecidere. Decido Deo, non la multinazionale o il fondo comune di investimento a Pechino che mi decide di devi fare 140 ettari di pannelli solari a Giave. I territori contano o non contano? Sono o no l'antitesi allo sviluppo neoliberalista criminale che sta portando tutto il mondo verso la catastrofe? Chi è che si oppone a questo demone divoratore delle esistenze, a questo demone che ci sta facendo vivere una vita triste, infelice? I dati ultimi della Sardegna è il popolo che si suicida di più. È il più grande divoratore di psicofarmaci, che renare che la nostra felicità la stiamo cercando nella felicità chimica. Noi siamo la nazione, il popolo delle 1000 feste. Manco dotta cantas Italia volta un pare fa che festa questa Sardegna. Non meritiamo noi, uomines e femminas, di vivere una vita triste? No. Questa vita se ne sta andando velocemente e anche se abbiamo accumulato soldi, come diceva il grande presidente dell'Uruguay Pepe Mujica, non posso andare a mi comprare chi vanno di vita. Allora la vita dobbiamo vivercela dignitosamente, allegramente, appassionatamente, cioè il percorso. L'altra alternativa che stiamo vedendo è: voglio diventare il presidente della Repubblica Sarda, indipendente, tutto, no? Poi mi nominerò faraone e poi in questo percorso applico qualcosa che è aberrante. Cioè, mi ha poleato un appuntichetto, costruendo rapporti di sottomissione che sono esattamente l'antitesi e l'opposto che questa assemblea dovrebbe desiderare. E te che narrare, carissimo sindaco di X paesi, giusto per non dire sennori, ti do 9 milioni e tu di criesi al mio partito. Ma questo 9 milioni, signori miei, sono soldi vostri, sono soldi nostri. Quindi quella è una prassi, nonostante che qualcuno si dichiara indipendentista, progressista, mondialista, tutto su chi chiede.
è nell'atto, è nell'agire, e si sughi due faghe se, chi conta sa, noi sughi minarana. La mia cultura mi ha detto, una sa la narrere, satere sa la faghere. Quindi già due enormi differenze. Noi non vogliamo creare rapporti di sottomissione tra sardo e sardo, tra sardo e italiano, da nessuna parte del mondo. O pensate che nostra linea esce fuori dal mondo? Con la poderosa rivoluzione tecnologica, qualsiasi cosa che succede in New York avrà ripercussioni su di noi. 2 milioni di dollari al minuto stiamo spendendo in spese militari. Questa assemblea è d'accordo che si spenda da 2 milioni di dollari al minuto, pochi ne giovano, pochi ne gente, per saccheggiare il petrolio in Niger? Perché i nigeriani sono qui? Che sono succende tutta questa ricchezza gana? Perché i nostri bambini devono scorrazzare con i nostri motorini e comprarsi le Nike e balle varie. Le vogliamo prendere in considerazione queste scelte di vita oppure no? Siamo d'accordo che processi accumulativi dove un uomo da solo, Benson, accumuli 100 miliardi di dollari più su de Sardegna, Sicilia, Catalogna, Scozia, Paesi Baschi. Questa è un'assurdità. Tannonaro, nel mondo, noi, tutti noi, dove ci collochiamo? Nei privilegiati del 1% o in quei 99 che vorrebbero una vita più dignitosa? Ah, dopo fatto io un severo. Nei 99, nella felicità diffusa, che a questo tempo si che c'annene, questa vita si che volenne, tanto che la soddisfazione, Dio mi la deve voleare. Torniamo a noi, il che succedendo. Chiudo. Sto rubando quei 3 minuti a Dio, se me li concede. Chiudo. Antonio Muroni. Nella galassia indipendentista, sovranista, federalista, autonomista, siamo una banda, molte bande, frantumate, dedicate all'accoltellamento e alla fucilazione dai muretti a secco tecnologici che seguono su internet. Si sta vedendo un addolcimento dei rapporti. Noi non avevamo una leadership forte da poter aggregare. È successo un miracolo nel vestito di Antonio Muroni, che sta facendo la catalisi, il catalizzatore. Molti elementi chimici senza catalizzatore non innesca la reazione, manco la reazione nucleare. Bene, Antonio Muroni ha, sino adesso, avuto tutte le capacità per fare catalisi, e in questo possiamo esserne grati. Questo essere giarire, ma molto, ed è questo quello che sta succedendo, sia nel mondo indipendentista, sia chi è al di fuori del mondo indipendentista, ma sta prendendo in considerazione la grande capacità che ogni popolo deve decidere, deve determinare. Chiudo facendovi il raccontino di quello che abbiamo organizzato in Catalogna, un piccolo paese, sì, in piccolo, un esempio da fare qua. Arenys de Munt, 2500 abitanti, 5 amici nostri, compagni dei Arenaldo, siamo 30 anni che chiediamo autorizzazione a Madrid, applichiamo il processo di autodecisione. Allora abbiamo fatto in Dunai di Gheda un referendum autogestito da loro, partecipano il 75% e il 95% viene favorevole a indipendenza. Il mese dopo 120 paesi hanno chiesto autodeterminarsi, decidere. Come la Catalogna è entrata all'interno del dibattito mondiale, noi con questo tipo di concettualità, con queste nuove traiettorie che ci abbiamo vissuto e che dobbiamo iniziare a praticarle, faremo irruzione
all'interno del consesso italiano, europeo, mediterraneo e mondiale. Credo che abbiamo azzeccato questa direzione, a Sassola non si andrà a lungo. E questo processo che prima non l'hai messo a casa deve finire, dobbiamo iniziare a sorriderci. E lancio, do l'esempio. Io mi assumo tutte le responsabilità personali di quello che è successo a IRS, sino ad arrivare a una scissione brutale. Dopo 10 anni di grandi battaglie molto proficue, e ne vediamo i frutti. È fatto un appello, umilmente. Io mi prendo tutte le responsabilità e invito tutti i simpatizzanti del Progress a sederci a un tavolo di trattative, ricostituirci, rimarginare le ferite di questa separazione voluta, forzata da poteri forti e dare un esempio che noi dobbiamo cominciare torna a giocare, a divertirci, che questa vita è anelesiche verso la felicità di tutti i sardi e del mondo intero, che dobbiamo dare l'esempio. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Gavino.